Lui era ultimo di 9 fratelli, tutti artigiani, o la maggior parte artigiani. Uno faceva il sarto, uno era il maestro di carri, poi fece telai. Il padre, quindi di questa famiglia, il capostipite, ebbe il coraggio nella fine Ottocento di pagare e tenere a casa propria maestri artigiani rinomati perché aprissero bottega per i propri figli. Così pagò un maestro di carri di Ardauli perché insegnasse a 2 figli a fare i carri, zio Nanni e zio Cicchedu vennero da quella scuola. Poi chiamò un maestro sarto di, mi pare, Sorradile o di non ricordo quale altro paese, che aprì la bottega di sartoria al figlio maggiore, zio Giuseppeddu, e divenne sarto zio Giuseppeddu e zio Luigi. Questo cosa ci racconta? Ci racconta l'intuizione di un uomo che vede nella bottega tutta una serie di trasferimenti di valori e di economie, al punto che è disposto a pagare per un anno un maestro artigiano, tenerlo a casa e far sì che questo maestro artigiano trasmetta ai propri figli la competenza professionale. Antonio Dussau ha avuto delle intuizioni durante la sua vita professionale. Lui nasce falegname a tutto tondo, era capace di costruire infissi, mobili, carpenteria difficile per i muratori, archi a tutto sesto, per esempio. Però era anche capace di aprirsi a quello che era l'interesse della componente artistica del proprio lavoro. Quando con la crisi, voglio dire, tecnica della falegnameria e la grande, voglio dire, concorrenza fatta dai mobilifici industriali mise in crisi i falegnami in senso stretto, alla fine lui ebbe l'intuizione di fare una riconversione del proprio lavoro, ritenendo che la componente artigianale più legata e più aderente alla storia della Sardegna fosse la cosa più giusta anche dal punto di vista professionale. Ma questo viene da una passione, soprattutto una passione spiccata verso l'etnografia. Lui in maniera naturale divenne un etnografo, andando a raccogliere in giro per la Sardegna pezzi di casse, parti di mobili, mettendoli insieme per cercare di costruire quello che per lui era una documentazione che chiamava quella dei segni sul legno. Per lui non era una, come dire, raccogliere delle casse o dei mobili per poi riprodurli perfettamente aderentemente. Bisogna essere sempre creativi, quindi decifrare veramente quella che è l'espressione dei segni sul legno nell'intaglio e ricreare modelli di intaglio che siano aderenti a quel linguaggio. Quindi lui cercò di tradurre anche ai suoi allievi e di decodificare questo linguaggio e di trasferirlo. Una delle cose più importanti che diceva: guardate i segni sul legno, poi alla fine quello che conta non è la precisione di ogni singolo segno, perché se voi li guardate in qualunque cassa, sono irregolari, uno per uno, ma nell'insieme danno l'armonia di un discorso. Allora ecco, lui diceva: mettiamo insieme i segni sul legno per interpretarne l'armonia. Io ricordo personalmente la sua grande disponibilità ad accettare dagli allievi cambiamenti su tracciati di disegno intagliato, cioè quello di lasciar fare all'allievo anche un cambiamento se l'allievo dimostrava la ricerca di una nuova espressività da lui tradotta. Questo secondo me è un grande significato, e lui diceva che il maestro più bravo sarebbe stato quello che un giorno sarebbe riuscito ad imparare da un suo allievo qualcosa.
Lui diceva: se voi pensate di fare un museo come tanti musei, questo morirà e morirà il suo patrimonio. Fate qualcosa che tutti possano usare, soprattutto i ragazzi. Allora il futuro di questo qual è? È il futuro di un luogo dove chi è curioso e vuole riprodurre degli intagli o vuole sperimentare possa anche venire e farlo. Quindi lui diceva: lasciate un banco lì con gli attrezzi e se uno un giorno viene e trova un pezzo di legno e si può mettere lì, abbiamo il dovere di dargli la possibilità di poterlo fare. E questo è una delle valenze di questo museo: realizzare un luogo dove la gente, se vuole, intaglia, piuttosto che se vuole guarda. L'idea non è quella di avere il congelamento di questi oggetti che siano, diciamo, messi lì soltanto per una questione visiva, cioè la gente viene e vede e dice: guarda come erano bravi, oppure anche come erano scarsi nelle tecniche di intaglio alcuni. Il discorso è che invece bisogna reincoraggiare tutti alla decifrazione di quei segni sul legno, che potrebbero restituire non solo una rivalutazione del processo dell'intaglio, ma anche una rivalutazione del mestiere. Magari ci sono dei ragazzi che come è accaduto, che avvicinandosi all'arte dell'intaglio la facciano propria, la facciano diventare prima passione, poi la facciano diventare professione, perché, come dicevano tutti gli artigiani e tutti i maestri di bottega, prima della professione sul tuo mestiere deve venire la passione.